Presidente, Rino Lamendola, oggi un importante convegno sul Ponte dello Stretto, una prima tappa che vedrà susseguirsi in altre iniziative a Reggio Calabria, a Messina, addirittura un convegno fatto su una nave. Ecco, ma la gente si aspetta delle risposte che purtroppo non arrivano dalla politica per un territorio, diciamo, dimenticato da anni dallo Stato centrale. Sì, sappiamo infatti che il PNRR ha tradito le aspettative dei cittadini, non prevedendo nulla di rilevante in materia di infrastrutture per il nostro territorio. Allora in questo contesto, seguendo il percorso già tracciato con il convegno dello scorso 30 ottobre con la rete delle professioni tecniche, oggi unitamente agli altri ordini professionali, unitamente alle forze sociali, unitamente alle categorie produttive, facciamo sentire la nostra voce per rilanciare con forza e determinazione la necessità e l'urgenza di un nuovo piano di investimenti speciali per la realizzazione di infrastrutture importanti per la nostra terra, come l'aeroporto centro-meridionale, l'alta velocità su linea ferrata e su strada gommata, la riqualificazione delle nostre strade interne, il potenziamento dei nostri porti. Contestualmente, come sta vedendo, sfruttiamo oggi il prezioso contributo di uno dei più noti esperti in materia, il professor Enzo Siviero, e la competente opinione degli ordini professionali di Reggio Calabria e di Messina, per ribadire con forza l'importanza del ponte di Messina, del ponte sullo Stretto, quale opera strategica importante per richiamare nuovi investimenti sull'intero sistema infrastrutturale e per completare quel corridoio Berlino-Palermo che è rimasto sospeso perché manca proprio l'ultimo tratto, il ponte di Messina. Completando questo corridoio sicuramente la nostra terra potrebbe autorevolmente svolgere il ruolo di porta d'Europa nel Mediterraneo, sia dal punto di vista culturale e politico, ma anche dal punto di vista economico, commerciale e turistico. Alla fine a conclusione di questo evento, fruendo dei contributi che raccoglieremo durante la tavola rotonda, condivideremo un documento con il quale ci presenteremo alla politica per chiedere quali passi in avanti sono stati eseguiti rispetto agli impegni assunti lo scorso 30 ottobre e in quell'occasione rilanceremo anche l'importanza del ponte sullo Stretto come opera strategica per lo sviluppo di tutto il sistema infrastrutturale siciliano. Sindaco, presente a questa iniziativa dell'Ordine degli Architetti, dove si chiedono più infrastrutture, in particolare dal Ponte dello Stretto a venire. Sì, ringrazio l'Ordine degli Architetti, ringrazio l'architetto Rino Lamendola per avermi invitato oggi in questo convegno. Si parla infatti di infrastrutture, si parla del Ponte di Messina, un'opera che da sempre ne abbiamo sentito parlare. Vediamo ora, grazie anche al PNRR e ai nuovi finanziamenti, se qualcosa si può portare avanti.